del tram dell'Ikea. Una volta Padova era conosciuta in tutto il mondo per la cappella di Giotto. Adesso paga per l'Ikea. No, non è vero, non è vero. I guardi fanno questa zona di terra bruciata, tutti quanti intorno alle mura, 11 chilometri di terra bruciata, queste sono case, dei fiumi, eccetera, finché il nemico dell'assediante non poteva trovare. Fuori delle mura hanno fatto tabula rasa, non c'era più niente. 1509, 500 anni fa. Giusti proprio oggi. Tra l'altro io avevo proprio un canone che diceva Massimiliano, capito? Cioè Massimiliano era appena tornato da Giamaica e se ne aveva fatto un canon praticamente e sparava delle bare dopo un mese che sparava come no altri praticamente dopo un mese non succedeva niente, lo dico. Come è queste bare? Erano palle di 60 centimetri di diametro, palle di pietra, palle del monte, e sto canon riusciva a dire a quanti segreti sparava al giorno? Si era messo sul ponte del Bassanello, che sabia il ponte del Bassanello, non lo conoscete, per tirare addosso alle mura di azioni Santa Croce. E le cannonate arrivavano, il rumore, l'eco delle cannonate arrivavano fino alle Vecchie. Per fortuna non potevano sparare 3 o 4 al giorno. Quante? 3 o 4. 4 bare